Il menhir è il sotto di San Lorenzo. Percorrendo per circa 15 chilometri la strada provinciale che da Molini di Triora conduce a Arezzo, si raggiunge il Passo Teglia, che è circa 1387 metri sul livello del mare. Ci addentriamo nel sentiero attraverso il bosco all'interno del Faggeto. Stiamo camminando lungo la via Marenca di origine e frequentazione millenaria e durante questo percorso troviamo sulla nostra destra un cippo che ricorda un incidente di caccia. Da qui continuiamo a camminare per altri 15 minuti per raggiungere il sotto di San Lorenzo. La parola menhir significa pietra lunga. Questi megaliti infatti sono costituiti da pietre più o meno grezze e di varie dimensioni infisse nel terreno. Sono talvolta incisi su tutta la lunghezza con motivi decorativi o, come più spesso accade, simbolici. Qui possiamo ammirare un masso altare, probabilmente utilizzato per sacrifici animali, con una coppella e relativo canaletto di scolo. Il masso è situato ai margini di una depressione del terreno, nel punto illuminato per ultimo dal sole prima del tramonto. Il menhir che vediamo qui è alto circa 2 metri, largo 60 centimetri e spesso 10 e si presenta oggi inclinato su un fianco. Anche se non è possibile attribuirgli un'età, si tratta evidentemente di una testimonianza del mondo pastorale che rispecchia quindi schemi di vita e di pensiero protrattisi e mutati nei secoli.